Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Questa mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova si sono svolti i funerali di Giulia Cecchettin. Oltre 8.000 le persone che hanno affollato il sagrato della Basilica e Prato della Valle. Poi il feretro è giunto nella chiesa di San Martino a Saonara, paese dove Giulia Cecchettin sarà tumulata. In ossequio alla giornata di lutto regionale decretata dal presidente Luca Zaia, in coordinamento con le prefetture del Veneto, sono state poste a mezza asta le bandiere delle sedi della Regione Veneto. Per tutta la notte Palazzo Balbi, sede della giunta regionale, è stato anche illuminato di rosso. Cambiamo argomento. Le fiamme gialle del comando provinciale di Venezia, con l'approssimarsi delle festività natalizie, proseguono nell'azione di contrasto all'abusivismo commerciale, sottoponendo a sequestro oltre 34.000 prodotti non sicuri, soprattutto addobbi e decorazioni natalizie, ma anche giocattoli, prodotti per la casa e bigiotteria non conforme. Gli articoli illegali che sarebbero stati acquistati dai consumatori in occasione del prossimo Natale avrebbero potuto fruttare oltre 40.000 euro, pur costituendo un concreto pericolo per la salute e l'incolumità dei cittadini. Riparte la Trevù Sigma di Porto Marghera. Dopo 3 anni e mezzo da quell'incendio del 15 maggio 2020 che provocò il grave ferimento di 2 operai di una ditta di Terni. Ed è per questo che la Femca Cisl si è costituita parte civile nel processo che vedrà imputata l'azienda. Nei giorni scorsi gli impianti di idrogeno e ammoniaca hanno iniziato a produrre a pieno regime. Come sindacato siamo contenti di sapere che le misure di sicurezza all'interno dello stabilimento si siano state di molto intensificate, spiegano il segretario territoriale di Femca Cisl Venezia Francesco Coco e il rappresentante della RSU Marco Bello. Ieri importante sopralluogo a Saccatoro in Laguna Sud organizzato da Coldiretti Venezia. È stato evidenziato lo stato di sofferenza con l'interramento dei canali di Saccatoro ed il conseguente debole ricircolo idrico che comporta frequenti morie di vongole. È stata analizzata anche l'eccessiva salinità di Saccatoro che sta marinizzando la laguna con l'ingresso di molluschi, formidabili predatori di vongole veraci. Abbiamo chiesto un intervento urgente da parte della Regione Veneto per assicurare una tempestiva verifica e procedere quanto prima allo scavo dei canali, ha spiegato Alessandro Faccioli, responsabile di Impresa Pesca Coldiretti. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.